passaggi della legge abbiamo sempre un organo di controllo, ma questi, stiamo parlando dei politici appunto più grossi, che non adempiono alla legge stessa che hanno fatto loro. Chi è l'organo di controllo che possa accelerare o che possa dire che non hai eseguito i passaggi? In teoria la Corte Costituzionale, dove noi abbiamo fatto parecchi ricorsi, no? Dove comunque sono stati tutti quanti respinti, perché sapete benissimo che anche la Corte Costituzionale non è che sia sempre così equilibrata, basti vedere i ricorsi fatti contro le cartoline che non sono arrivate in tempo durante il periodo del referendum, altri solleciti fatti alla Corte Costituzionale perché obbligasse lo Stato a rispettare quanto previsto dall'articolo della Costituzione. Purtroppo noi speravamo in un aiuto da parte della Corte dei diritti dell'uomo al ricorso che è stato presentato a Strasburgo, soltanto che le ultime notizie ci danno dei problemi, non dei problemi tecnici, dei problemi finanziari. Gli Stati membri non finanziano la Corte dei diritti di Strasburgo, che normalmente è quella che protegge il singolo cittadino o la singola istituzione contro i vari Stati, non finanziandola, per cui non hanno i soldi neanche per tradurre i ricorsi. Sapete che un ricorso deve essere tradotto in 4 lingue, no? Non ci sono neanche i soldi per poter pagare gli interpreti, per poter tradurre le varie istanze, no? Per cui ricorsi che normalmente venivano chiusi in 2 anni e mezzo, il nostro presentato da 2 anni, è stata sollecitata una risposta anche 10 giorni fa e la risposta è stata questa: gli Stati non finanziano, non abbiamo soldi per tradurre le documentazioni. Allora, la risposta di Frattolina è chiusa la parentesi. No. Cinto rimane, no. Visto e considerato, Frattolina che cosa ha detto? Ha detto che la colpa è di chi non si fa sentire, perché la Valvarecchia si è fatta sentire e si è fatta sentire con tonalità molto elevate, cosa che invece non ha fatto Cinto, perché se abbiamo incolpato tutti i partiti politici che non sono stati in grado, non hanno voluto di darci una mano, però non andiamo a prendere tutti uno che prendere per le orecchie, dobbiamo fare in modo che questi signori capiscano che la rielezione è subordinata a tante altre cose. Perciò facciamoci sentire, allora, cioè sottovoce come allora, visto che tu hai... si dice al microfono chiaro che la colpa non senso. No, visto che tu hai un mezzo eccezionale in mano, hai la stampa, comincia a organizzare e comincia a fare, no? Perché è la stampa l'organo di risonanza. Noi possiamo dire quello che vogliamo, se non abbiamo la stampa o altri mezzi di comunicazione che ci seguono, non riusciamo ad andare da nessuna parte. La stampa deve parlare, chi deve parlare, non può essere la stampa a farsi promotrice, come non può essere Stivale, non può pretendere Stivale a organizzarci il dibattito. Il movimento del Monte al Mare organizza il dibattito, invitando sulla Zaia e Stivale. Allora ti rispondo una cosa: Zaia, con un invito nostro, non gliene può fregare di meno, perché più lo lasci in pace e meglio sta, perché loro ufficialmente ti dicono siamo favorevoli, ma quando vai a parlare con qualcuno di loro ti dicono ma devi lasciarci in pace perché adesso stiamo aspettando il federalismo, dopo il federalismo vedrai che sistemiamo le cose, facciamo così, facciamo colà. Sono anni che ci stanno dicendo sempre le stesse cose. Ma noi hai invitato Zaia? Sì. Non solo Zaia. Per cui noi o li porta giù un politico del posto che ha gli interessi, che vuol farsi vedere, acquisire punti rispetto a un suo capo, o noi da soli non riusciamo a fare niente. Allora, l'amministrazione comunale, che per legge è demandata a seguire tutte le problematiche del referendum, non viene ascoltata neanche dai suoi uomini, dai suoi referenti a Venezia, perché se
Se tu vai a chiedere nel Consiglio Comunale nostro quali sono i loro referenti, cosa hanno fatto, cosa hanno sollecitato e cosa hanno ottenuto da Venezia, 100 non hanno ottenuto niente. Forse altri politici vicini che non hanno vinto il referendum hanno ottenuto molto di più. Allora questo cosa vuol dire? Noi a Venezia siamo nessuno, perché ti dicono ma lei chi è? Cosa vuole? Perché ti conoscono, riesci a fare qualcosa, qualcuno ti riceve per farti una cortesia personale, ma per il resto. No, io voglio un piccolo intervento anche per chiarire un'altra situazione. In realtà non è vero che la politica non ha dato una risposta, vuole darci la risposta sbagliata, perché quando noi vogliono portare il federalismo fiscale, innanzitutto per il presupposto che il federalismo è giusto che venga ottenuto da tutte le regioni che ne abbiano la capacità di utilizzarlo. Ma il federalismo fiscale a 5 maggiore non serve nulla, ovvero ci porterà qualche risorsa in più, ma qui i motivi per cui ci dobbiamo spostare sono i servizi. Parlavamo dell'acqua. 5 un mese e mezzo fa era sotto acqua, qui qualche metro fin qua, e l'acqua viene giù da Sesto Reina. Noi abbiamo il consorzio di bonifica che ha sede a San Donà e l'acqua che viene giù da Pordenone. E come facciamo a gestire questo servizio se addirittura i due consorzi nemmeno dialogano? Poi abbiamo il discorso dei rifiuti, più che mai acceso. Adesso la nostra azienda, l'ASPO, l'ultimo residuo del cover, una delle più belle esperienze della nostra zona, sarà divorata dalla Veritas, l'azienda di Venezia. Quindi noi qui dobbiamo aspettarci solo un aumento delle tariffe dei rifiuti, perché dobbiamo pagare anche i disservizi e i costi maggiori della Veritas di Venezia. Vogliamo i trasporti. Esatto, abbiamo il problema dei trasporti. È chiaro che l'ATVO non può portare le corriere qui a Cinto per collegare con Portogruaro. Siamo a 3.200 abitanti, non è conveniente per l'ATVO portare una corriera. Lo dico io stesso, l'ATVO fa bene a non mettere una corriera qui, e quelle due che ha può anche tirarle via. Qui il servizio deve essere garantito dall'ATAP e l'ATAP lo fa. Questo deve essere, bisogna che ci sia una mentalità un po' aziendale per risolvere questi tipi di problemi. E potremo continuare. Prima Francesco faceva riferimento alla distanza. Se noi abbiamo bisogno di andare in tribunale per svolgere una determinata procedura, noi è vero che abbiamo il distaccamento a Portogruaro, ma non pensate che a Portogruaro il giudice continuerà a seguire tutto il vostro procedimento o processo nel peggiore dei casi. Bisognerà andare a Venezia, perché garantirà solo determinati momenti qui a Portogruaro, mentre se fossimo sotto la provincia di Pordenone il tribunale sarebbe a Pordenone o anche a San Vito al Tagliamento, comunque il principale è a Pordenone. Le belle arti a Venezia, io vengo la Concezione, faccio un esempio. Noi abbiamo depositato ben 3 progetti per fare un restauro, 3 progetti che sono stati sistematicamente persi, non bocciati, portati giù a Venezia da Don Carlo, che non so se qua potrebbe confermarlo direttamente lui. Don Carlo qui può confermare. Noi ci pagavamo, e grazie al contributo del nostro comune, della nostra comunità, abbiamo pagato con le nostre risorse il progetto, ci siamo pagati tutto, e loro hanno avuto il coraggio di perdere per 3 volte il progetto. Venezia è troppo lontana, ma non è una colpa sua. Noi dobbiamo metterci dell'idea e dobbiamo convincere i politici che Pordenone, bene o male, è la nostra città di riferimento. Non possiamo fare un'altra Pordenone a Portogruaro. Portogruaro non può essere sede di provincia con tutti i distaccamenti del caso. Costa, siamo in una fase della crisi in cui ci sono evidenti tagli alla pubblica amministrazione e non possiamo aprire nuovi uffici. E nei prossimi anni ci saranno consistenti tagli ai pubblici uffici. Cosa facciamo? Province nuove? Stiamo addirittura parlando di toglierle? Quindi a nostro avviso bisogna continuare a dialogare. I politici sono sordi, non ne frega niente. Perché Stivale non vuole che Cinto vada a Pordenone? Il motivo è banale, è solo una questione di preferenze. 308 preferenze ha preso Cinto Maggiore. A lui bastava fare quel volantino che è stato letto da Romano per dire votatemi che io vi porto di là. Cintesi vanno nei seggi elettorali, io voto, non è contento, 308 voti incamerati. Lui, se perde il comune di Cinto Maggiore, perde 300 preferenze più o meno, e lui questo non va bene, non possiamo fidarci di Stivale, non ci dà le basi per fidarci. E così come tutti i politici eletti alla base delle preferenze, Cinto è un bacino. Pertanto, quindi dobbiamo, bisogna
proteste pacifiche per amore del cielo, solo chi si allora, visto che dobbiamo chiudere perché Don Carlo sta facendo dei segnali indiani dal fondo, no? Lasciamoci con un proponimento, proviamoci magari tra un paio di mesi e decidiamo cosa dobbiamo fare entro la prossima primavera o l'estate. Un grazie Don Carlo per l'ospitalità e un arrivederci a tutti.